chiama Maria, ha 27 anni e viene da Marsala e anche lei è in cerca dell'uomo ideale, dell'anima gemella. Ciao Maria. Ciao. Allora Maria, tu sei in cerca dell'anima gemella? Sì, sì. Sei in cerca dell'uomo ideale, il ragazzo giusto che finora non hai mai trovato, dico bene? Va bene. Ascolta, com'è che lo vai cercando? Alto, Sì. muro, Alto, moro? occhi castani. Occhi castani poi? Deve essere alto assai? Sì. Quanto su per giù? 1,80 m? 1,80 m. 1,80 m. Lo vuoi muscoloso oppure al punto giusto? Al punto giusto. Al punto giusto, non troppo muscoli. Sì. Poi che cos'è che vai guardando? La prima cosa che vai guardando in un uomo quando lo vedi a prima vista, quella cosa che ti colpisce di più esternamente, che cos'è? Parla, tranquilla, sbilanciati tranquillamente. Vai tranquilla. Sei un po' emozionata? Sì, sì. Non ti preoccupare, può capitare. Che cosa che vai guardando? Cioè la prima cosa che ti interessa a te di un uomo? Per colpirti, per affascinarti. Che cos'è? Che cos'è che vai guardando? Parlo dell'aspetto fisico, quando tu vedi un uomo, a prima vista, la prima cosa che guardi qual è? Tutto. Tutto. Cioè gli occhi non vanno concentrati in una certa zona, no? No, no. Cioè tu guardi praticamente tutto, dalla A alla Z, Sì, sì. dalla testa ai piedi. Sì, sì. Parliamo dell'età, tu hai 27 anni, quindi questo uomo da che età dovrebbe partire? Da 30 anni. Da 30 anni fino ad arrivare a? Fino un a massimo? 38 anni. Quanto? 40 va bene? Fino a 40. Quindi partiamo dai 25 e arriviamo a 40? Sì. Quindi partiamo dai 25 e arriviamo a 40, giusto? Dovrebbe lavorare, sì. Sì, sì. Dovrebbe avere la macchina, sì. Sì. Quindi si deve saper muovere da solo, giusto? Sì, sì. Ascoltami Maria, come passi il tempo in una giornata? Che fai la mattina? Esco, vado a venire all'affarone. Ti fai una passeggiata magari? Sì, sì. A piedi, cammini sempre a piedi? Sì, sì. Anche perché la macchina non ce l'hai, giusto? Sì, sì. Però ti mantieni in forma, ti mantieni in movimento e quindi funziona tutto il corpo, giusto? Sì. Va bene Maria, accorciamo i tempi, in questo momento ci sono i telespettatori, i maschietti che ti vogliono contattare perché vedono il tuo numero telefonico in sovraimpressione e ti vorrebbero chiamare per farsi fidanzato con te. Esatto, vuoi dare qualche messaggio in particolare a loro guardando la telecamera come se stessi parlando con loro dal vivo? Maria, lo Un vuoi? messaggio? Sì, un messaggio, guardando la telecamera, ok? Vai, pronunciati. Allora. Boh, non lo so. Vai, sei indecisa. Sì, sì. Vabbè, anche il silenzio è un messaggio, per cui vorresti dire magari agli uomini che ti stanno guardando di chiamarti? Sì, sì. Che tu risponderei al telefono, giusto? Sì, certo per rispondere. Risponderei al 100%, giusto? Sì, sì. Tu sei intenzionata a farti fidanzata, vai cercando un uomo serio, quindi vuoi essere chiamata, dico bene? Sì, sì. Perfetto, amici maschietti che ci state guardando, Maria è qui, ha 27 anni ed è di Marsala e sta cercando l'uomo ideale, sta cercando il ragazzo per sistemarsi per tutta la vita, dico bene? Va bene. Perché Maria vuole mettere su famiglia, vuole fare dei bambini, dico bene Maria? Sì, sì. Per cui telefonate al suo numero che state vedendo in sovraimpressione. Maria, possiamo dire altro? Non basta. Basta così. Per la rubrica dei cuori solitari, Alberto vi saluta e vi saluta naturalmente. Maria. Ciao ciao. Oh yeah!